Bentornata nella mia vita, ragazza. Cara la mia stellina. La vedo molto bene, fa fatica a camminare, ma probabilmente deve essere stato un po', a parte tutto la pelle tirata di là, è double fas. Ma per me è sempre il solito CP, cioè che sia cicatrizzato o meno, non cambia un cazzo, è solo il corpo, come dire, scingano le bauche compagno, indipendentemente dal fatto che guidi una moto o che guidi un camper, ok? È una cosa esterna. CP. Ecco, sentimi più. Vedo che ha appetito, camminare fa fatica, è una cosa positivissima, non si gratta minimamente, però per sicurezza porterò via. Sto guardando quella zampa se si è ingrossata, quella lì. No, proprio lei con le zampone, così. Sì, è lei con le zampone così. So, lei quando ha bisogno chiama, proprio bravissima, anche perché non si sta grattando tanta roba. Così mi consente di non mettergli il cono, eccetera. Quando sono andato a mangiare da mia nonna ho messo una telecamera, una Xiaomi 360 davanti, alimentata da un power bank, per vedere in tempo reale se si muoveva, eccetera. Proprio non si gratta, non si lecca, quindi perfetto. Lei pensava di appoggiare la mano su Altro giro, altro giorno regalato di GCP. Si è aperta un po' la parte davanti perché c'è uno sta ferma, sta deficiente, tutto un scrollarsi, un muoversi, porca puttana. Il cane l'hanno anche operato bene. Le singano non si è tanto sicuri. A parte il male che mi fa oggi, ma vabbè, è normale che me ne era nato dentro la mano tutta ieri, il prodo scorso, ma è che non riuscivano a tirare fuori la spina. Ma a un certo punto la spina non si sente più. Loro deduzione è stata rotta e uscita. Cioè, se è rotta e uscita dovresti averla trovata vicino agli strumenti. Io non ho parole, vabbè, speriamo. Sono rimasto con un po' di cosa vuoi che ti dica, ansia e rassegnazione. Purtroppo è sempre così, è sempre così. Non toglierti il cerotto per almeno 3 giorni, ma è già marrone, io me lo cambio e mi disinfetto un'altra di nuovo. Ah, volevo farti vedere una curiosità e un piccolissimo insegnamento, anche se non vale per tutti. Ma a me decisamente sì. Allora, guarda qua. Questo è il giubbottino, l'ho preso usato, 50 euro, una figata unica. E questo è il casco, l'ho pagato tipo scontato 100 euro, 100 qualcosina. E anche gli occhiali da sole che si tirano giù. E l'insegnamento qual è? Le commesse di dove sono andato a prenderlo sono state estremamente aggressive e invadenti, e questa è una cosa che io proprio non sopporto. Quindi è successo? Solitamente me ne uscivo da quel negozio estremamente famoso con caschi di solito da 500-600 euro, insomma, perché di sì, non c'è da dire perché. Però sto fatto che non volevano lasciarmi un attimo lì tranquillo a vedere, a scegliere, ha fatto sì che io ho scelto quasi il primo casco che ho trovato, ovviamente il più economico, e vaffanculo anche a loro. Ricicliamo il chi troppo vuole nulla stringe. Qua si sta benissimo perché si è perennemente all'ombra, ti assicuro che dirà fa un caldo boia, qua non accendo neanche il clima perché si sta da Dio, non ci sono assolutamente mosche in questa zona. Quindi è fantastico, così la posso tenere un po' fuori, la tengo comunque controllata, non si sa mai, nonostante il trattamento anti-uova di mosche, nonostante la crema anti-mosche e tutto, comunque la tengo sempre controllata. E poi stasera me la metto per terra, col cuscino per terra, perché tutti questi movimenti le fanno saltare i punti. Tocchiamo ferro perché questa è l'incognita, cioè l'incognita nel senso è una fase molto molto delicata dove deve stare estremamente al pulito e non infettarsi, la tenuta pulita, curata, come sto facendo, per carità del Dio, e speriamo, dai, perché sono tanto larghe le ferite. Oh, giuro che non l'ho fatto apposta. Ti ricordi che in Sardegna, sì, adesso ti spiego com'è, sta benissimo, guarda. CP, quasi quasi dopo mi rimonto anche l'ufficio, lei la tengo bassa lì. In Sardegna c'era la GoPro che ha iniziato a fare sta roba bianca. In realtà, non so se dipende dal mare della Sardegna, dal sale del mare della Sardegna, oppure se aveva già iniziato prima a fare sta roba. Si è tipo tolta la vernice, tra virgolette, della parte sotto, ok, della GoPro, e quindi l'acqua ha iniziato a fargli fare ossido al metallo. Era ancora per miracolo dentro i 2 anni di garanzia. Contatto Amazon, niente, mi fanno il reso, quella volta la pagai a prezzo pieno,
Difatti non mi interessava neanche il fatto di averla presa a prezzo pieno in sconto, perché avrei detto tanto poi lo sostituisco. Negli anni poi ho detto ma chi se ne frega delle GoPro, del canale, cioè di stargli dietro con cura eccetera, perché YouTube non se lo merita o mi dà pochi iscritti eccetera eccetera, in più neanche vengo pagato. E invece con questa storia mi sono tornati tutti i soldi della GoPro 10 e mi prenderò la 11, e solo che la 11 costa 100 e passa euro in meno, quindi passo alla 11 e anche ci guadagno 100 passa euro. In sostanza, vabbè, è quasi inutile guardare le recensioni, nel senso che le GoPro sono praticamente tutte uguali, dopo la 7 sono tutte uguali. Una piccolissima, ovvio, come gli iPhone si differenziano da piccolissime differenze, solo il 14 ha fatto l'iPhone un salto enorme passando dal 48 megapixel della foto RAW contro i 12, ma vabbè, non cambiamo discorso. Torniamo alle GoPro. Le GoPro dalla 10 alla 11 l'unica cosa un pochino degna di nota, a parte sì, ho visto la stabilizzazione in situazioni tra virgolette estreme, ossia corsa, è nettamente migliore. In situazioni normali la differenza è assolutamente impercettibile, proprio nel modo più assoluto. I colori invece, perché passiamo a un aumento della registrazione dei numeri dei colori, e pertanto non tanto solo una maggior fedeltà del colore, ma proprio anche una maggior pienezza. Tipo, se avessi avuto la GoPro 11 mentre ero in Sardegna durante le giornate di bel tempo, molto probabilmente i video sarebbero venuti fuori ancora più belli. È stato anche il periodo migliore per fare il riso, perché adesso ci vorrà un bel po' di tempo ora che gli arrivi a loro, mi mandino i soldi eccetera eccetera, perché ho la mano infortunata, ho il cane infortunato lì, e quindi in moto in bici non ci vado, e va bene così. Ho scelto proprio il periodo perfetto. Io credo che luglio, che è il mese della mia nascita, sia sempre stato il mese più sfigato. A luglio succede sempre qualcosa, io sono sempre in ospedale a luglio, poi guardo il lato positivo delle cose, tipo quando ero in ospedale o per incidenti in moto o per le tonsille o chissà che cazzo di altre robe, dico beh dai, si sta bene, si sta col clima. Fate caso, anche qui adesso siamo attaccati alle 2:20 col clima, perché Poretta stavolta il CP aver avuto la sventura maggiore. Il primo giro di Alessia. Ti pensavo più rompicoglioni, Gioia, invece no, dai, sei stata bravissima, veramente. Se urlavo non mi sentivi? No. Sta deficiente non sta mai ferma, si è aperta a tutti i punti. Il veterinario di domenica non risponde, speriamo bene. Vabbè, non ti faccio neanche vedere. No, non hai capito niente, ti ripeto. Muovendosi si è tolta i punti, non ho detto che se li è tolti grattandosi o coi denti, ok? Per quello la vedi senza cono eccetera, lei non si ritocca proprio, è che si gira 1000 volte, si stiracchia, si scrolla e tutto quanto, e Dio povero. Cambauco, aspetta che lo riprendo dalla parte buona. No, potrei suscitare la sensibilità del pubblico. Una pomata e un integratore 70 euro, ma per il CP questo è altro. Ma già abbiamo la visita di controllo, speriamo bene. Per il discorso dei punti, non tanto la guarigione, per il discorso dei punti, Dio caro, che si apre il cane. Perché da una parte è il CP di sempre, da una parte anche fisicamente è questa, ma dall'altra non dovrebbe esserlo. Cioè non può fare certi tipi di movimenti. Adesso vi faccio fare una camminatina, così magari si sfoga un attimo, perché sennò è tutto un girarsi, un scrollarsi. Porco cane, sì, lo so, l'ho già detto 1000 volte. Ma se sta fermo un secondo. Ecco qua, CP tagliandato. Allora, si spera non sia la fascite necrotizzante il tipo di malattia, perché sennò se dovesse ritornare è molto veloce e non c'è più niente da fare, ok? Quindi speriamo che non sia quella. Se non è quella, magari era, che sa, una ferita con le mosche, che è successo un disastro, roba del genere, e il CP è salvo, quindi c'è da pregare che non sia quella cosa lì, perché quella cosa lì può ricapitare da un momento all'altro e addio CP. Vai cane mummificato, piscia. Bravo cane mummificato. Oh, guarda che dopo un intervento del genere, essere ancora in piedi, a parte essere ancora vivi, ma camminare, vero CP? Te sei proprio un CP. Sì. Bene, io mi sento molto tranquillo. Adesso la metterò col clima e vado da un cliente a Treviso, in moto ovviamente, anche perché a parte per il camper che voglio mantenerlo qui al fresco col clima, con lei dentro ovviamente, le metto anche il cono per sicurezza, non si sa mai. Un giorno quando si calmano le acque, o meglio quando ricrescerà un attimo l'entusiasmo, farò anche un video della moto, con la moto.
mi sta piacendo, perché come ho già detto l'avevo estremamente sottovalutata quella moto, invece non è proprio così schifo, insomma, ecco. Io quella volta avevo preso apposta questa inizio P, quella volta avevo scelto apposta il Monster 620 per essere ancora qui a raccontartele, perché purtroppo in camper sì faccio coda, ma in moto, in auto ci vado giù tanto pesante, e avendo già fatto un incidente molto importante quella volta con una delle mie R1, ho preferito stare su una moto che non tanto che non corre, che non mi invogli a correre, è diverso. Il Monster non mi invoglia tanto a correre, sai, quindi mi va veramente benissimo, per quello mi sto innamorando, cioè è bello anche andare piano, non pianissimo purtroppo, sotto i 4000 giri sa anche che fa un brutto rumore sotto i 4000 giri, cioè proprio il minimo non mi piace, quindi il traffico non è piacevole, però andare via piano in velocità media è fenomenale. Le faccio fare almeno 3 giretti al giorno qua attorno al campo, perché sì, perché non mi si atrofizzi, e poi insomma anche l'attività fisica, sai, tiene alta l'efficienza del sistema immunitario, l'umore e tutto quanto. Mosche qua, via 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 via. Cat. Perlomeno appetito, dai, speriamo bene. CP, sembra bene, dai, sembra bene. Ha perso un po' di fasciatura, gliel'ho rimessa io a posto. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ah, che buone le pappe! Come sono buone? Ah, com'è il codino? È il codino, ho detto. Vado in ferie, vero Emmy? Cara. Che brava, quanto mi hanno fatto incazzare le poste di Jesolo, perché sempre solo loro. Ho preso una roba su Wallapop e praticamente c'era scritto basta solo che mostri il codice e nient'altro. Ok, vado lì con l'email, mostro direttamente l'email con scritto il codice e ci vuole la carta di identità. Vabbè, ho detto tazzi che ce l'avevo dietro, perché di solito non ho mai il portafoglio dietro. Va bene, tazzi che ce l'avevo, mostro la carta di identità e dopo un po' no, intestato all'Alessia. Bisogna che passi l'Alessia. Ho detto no, ho detto solo alle poste di Jesolo ste robe. Allora gli dico ok, mi faccio mandare la carta d'identità per WhatsApp. No, bisogna che passi. Ho detto senta signora, lo butta via, andate a cagare tutti. Sì, te la ricordi? L'altra volta prima cos'era? Che ho portato una scatola e no, deve essere imballata con le scatole delle poste. Cioè, ho detto, ma solo alle poste di Jesolo ste robe. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ragazzo mio, vale anche per i tuoi amici animali e vale anche per i tuoi parenti, ok? Per i tuoi amici umani, per tutti. La realtà delle cose. Lei ha già 15 anni, porca troia, sono tantissimi. Adesso lasciamo perdere la malattia, che ok, è rinata e tutto quanto, ma ha già 15 anni, quindi purtroppo bisogna prepararsi all'addio. Sarà tragico, ma ripeto, non perché è stata male, ma perché ha 15 anni. Non arriva a 20 un pitbull, neanche se vuoi, hai capito? Così come un cagnolino, un meticcio non arriva a 40 anni, ecco. Così come una persona non arriva a 180 anni. Quindi bisogna in qualche modo
non dico prepararsi, perché forse prepararsi è una parola troppo azzardata, secondo me, perché sai, c'è sempre la teoria, come quando dici, uno, se arriva uno lo cupe qua e là, tutti sono capaci di dire, io ammazzo, io qua, io là, ma prova a ammazzare un uomo, è difficile, hai capito? È impossibile per tante persone. E pertanto anche qua a dire mi abituo alla morte di qualcuno, no, che cazzo vuoi abituarti? Poi quando arriva sarà comunque una mazzata in testa. Minchia, ci hai scorreggiato, da tanto non scorreggiavi, eh?